La Piave che corre da nord a sud. La provincia che si stiracchia da Feltre al Cadore allargando i gomiti nel Lagordino e nel Bellunese. Poi, a metà strada, più a est di dove l'occhio riesca a cascare, l'Alpago. Dimenticato, evitato, snobbato. E sì che la conca sotto il Monte Cavallo è la prima porta del Bellunese salendo dalla piana, ma ancora una volta resta lì, sulla destra, isolata e tanti saluti. Un indizio, la pecora dell'Alpago, che è una pecora in purezza del 1300, vuol dire che qua erano chiusi dentro. Cioè, è molto interessante, no, questo? Ed è un altro indizio del fatto che qui si caratterizza una cultura speciale, con relativamente pochi contatti con l'esterno. L'Alpago è un'ansa della provincia, sofferente per una vita ai margini, forte perché là, nella sua pancia ad est, è nato un intero mondo. Ciò che di più autoctono si possa immaginare. La pecora, il fagiolo e la gente. Chiusa? Forse sì, ma provate a bussare. Ad aprirvi saranno volti innamorati della propria terra. Io per esempio mi sono trovato qua completamente sconosciuto e ho trovato subito amici, persone straordinarie. Uomini e donne che prima o poi, se un giorno li lasciò partire, quella terra richiama a sé. Come Elisa, 28 anni, che finita l'università è tornata in malga tra daini, asini e mucche. Non volevo fare questo lavoro, pensavo proprio di entrare nel corpo forestale, era il mio sogno da piccola, diciamo. Invece poi pian piano ho scoperto questa realtà e mi trovo davvero bene. Io credo che questo sia il mio lavoro. Ogni tanto ti viene voglia di scappare, di andare, insomma, di girare un po' il mondo, però poi ritorno sempre qua. Oggi l'Alpago marcia spedito. A Tambre ha investito sulle energie rinnovabili, impianti a biomasse e in un Amen costi falciati del 50%. Una volta completato l'intero intervento, quindi anche quando saremo in grado di produrre direttamente il combustibile, sicuramente avremo un risparmio di costi che si aggira intorno al 60-70%. E poi il turismo, perché qui, anzi lì, c'è tutto. La montagna su cui si arrampicano Chiese e Tambre e il lago per inaspettati weekend californiani. Tambre e Allò, con apostrofo e accento, Farra. L'Alpago è così, bellunese ma anche no. Il Cavallo, colossale triangolo di rocce e boschi, è lì, monolitico, a ricordare che un tempo fu porta, accesso, valico delle genti del Friuli, che lo cavalcarono, lasciando in valle toponimi, vite, storie. Poi, di nuovo, il silenzio. Questa volta nero, scuro, fresco se non gelido. La foresta del Cansiglio. Fine novembre fino al 20-22 aprile di notte siamo sotto zero, con punte che in alcuni casi e in alcuni posti, tipo qua in fondo, possono raggiungere tranquillamente anche i meno 35. Milo l'ha abitata di cavalli, lottando contro i cervi per i pascoli. Voi avanzate ingordi e io alzo 6 chilometri di cinta. Il Cansiglio è un qualcosa di diverso, che è una foresta così difficilmente la trovi da altre parti. Qui non litighi col vicino, perché il vicino, se lo vuoi andare a trovare, prendi la macchina. Mirko invece ha le stesse radici del Faggio, vero padrone della piana. Lì ha il suo tutto, lì ha convinto la moglie a trasferirsi, come un tempo le conifere. Lì ha papà, mamma e, da pochissimo, il minuscolo erede. È la mia passione, ormai è la mia vita, sia l'azienda agricola che comunque vivere in un posto così. Io in una città non riuscirei mai a vivere.
Il Cansiglio secondo me è un posto naturale al 100%, che può offrire niente ma può offrire tanto. Stalla, torta, legna, agriturismo, tutto lì. Perché quel lì, per quanto dimenticato, evitato, snobbato e scherzato, è un lì davvero prezioso, con un futuro grande così. Abbiamo l'opportunità grossa di questa crescita del movimento slow food, della riqualificazione delle produzioni locali, e qui si stanno facendo degli sforzi abbastanza importanti. Ritengo che la direzione giusta sia quella. Cesare Poppi, professor Matt, lo sa benissimo. Ma i bellunesi? Don't need no dame. No want your drama, Lord, driving me insane. One step closer to where I want to be. Lord, well, my whole life has changed when I turned that kid. Yeah, don't you try to fit me in, woman. There's a whole world I want to see. I'm leaving now.